Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesa il comune di Bosco Chiesa è uno dei capofila del protocollo d'intesa che avete siglato voi 9 comuni della Lessinia per proporre cosa? Un'offerta turistica condivisa, cosa significa? Sì, noi abbiamo registrato la mancanza da anni di un coordinamento, non essendoci più nella comunità montana il parco commissariato, la provincia a cui sono state tolte molte deleghe. Abbiamo sentito l'esigenza di creare un livello intermedio di condivisione per condividere strategie, scelte e anche capacità politica, forza politica. Quindi ci siamo costituiti in questo coordinamento per cercare di mettere insieme risorse, per esempio per garantire l'apertura di alcuni uffici turistici, primo fra tutti quello di Bosco Chiesa, ma non solo, in modo da poter dare almeno quelle fondamentali occasioni di ricezione e di ospitalità ai nostri turisti. C'è già qualche progetto in cantiere che volete condividere per mano, voi 9 amministrazioni? Ma progetti ce ne sono più di uno, idee. In primis c'è la necessità di sviluppare al meglio l'Alta Lessinia. Crediamo che il parco, la zona alta della Lessinia rappresenti il nostro valore aggiunto in un futuro e nel mercato turistico che in questo momento sembra vada per la maggiore. E quindi abbiamo la necessità di capire innanzitutto attraverso anche delle collaborazioni con l'Università di Verona, con l'Università IULM di Milano, cosa è meglio fare per attrarre il turista attuale e anche del futuro, e questo anche per orientare le scelte di carattere finanziario, di investimento che dobbiamo andare a fare. È inutile che puntiamo su alcune cose magari a cui tutti pensiamo da anni e magari sono quelle che non vengono apprezzate dalla gente. E quindi già dal mese di giugno prossimo avremo 4 gruppi di studenti della IULM che si occuperanno di fornire la loro visione da studenti di marketing turistico di quello che potrebbe essere la Lessinia. Crediamo che questo sia un primo passo, ma dopo il coinvolgimento a partire dalla provincia di Verona, al comune di Verona, alla regione Veneto, per essere inseriti come meritiamo, credo, anche nel piano strategico regionale che è in corso di approntamento appunto in regione. Quindi le occasioni non mancano, sta a noi trasformarle in opportunità. Noi abbiamo un vicino faticoso, il Trentino. Come si fa a reggere la competizione senza diventare una fotocopia, una brutta copia del Trentino, ma creando un indotto turistico diverso, perché la Lessinia è diversa dal Trentino? Ma credo che noi dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo non aver paura di confrontarci con nessuno. Io non mi sento né un sindaco di un comune di serie B e tantomeno di serie C, mi sento un rappresentante di un comune, di un territorio che ha ampie possibilità e non mancheranno, anche perché, ripeto, abbiamo delle risorse nel futuro che credo saranno messe a buon frutto. Ne approfitto tanto per dire, credo noi a Bosco abbiamo, se posso parlare un minuto del mio comune, a Bosco abbiamo un palaghiaccio che è l'unico in provincia di Verona e uno di pochi nel Veneto. L'anno prossimo posso dire che, se non succederanno disgrazie, partiremo con i lavori di ricostruzione completa e quindi non mi sento per niente svantaggiato nei confronti del nostro comune, dei comuni trentini. Naturalmente loro hanno una disponibilità finanziaria che noi non abbiamo, ma penso che noi abbiamo delle risorse che provengono dal nostro territorio, dalla nostra impresa, dai nostri ristoranti, dalle nostre opportunità, che possono comunque fare bene anche nei confronti del Trentino.